fratelli ad aprire le proprie Bibbie nel Vangelo di Matteo al capitolo 7, è l'ultimo pezzo del Sermone sul Monte, dal versetto 24 al versetto 27, è la casa fondata sulla roccia e la casa fondata sulla sabbia. Noi predicheremo proprio, mediteremo su questo testo biblico. Dice così la parola del Signore. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Facciamo una preghiera per invitare il Signore a parlarci stamattina alle nostre menti e ai nostri cuori. Signore Dio nostro, in questo momento è il momento in cui noi siamo uditori della Tua parola, Signore. Aiutaci a stare in silenzio, non un silenzio, Signore, con la bocca, ma un silenzio dell'anima. Quell'attitudine, Signore, che non è passività, ma è un terreno pronto per essere coltivato. Signore, che Tu possa amministrare alla realtà, Signore, della Tua Chiesa qui a Treviso questa parola, Signore, la casa sulla roccia e la casa sulla sabbia. Signore, aiutaci ad analizzare le nostre vite e vedere, Signore, se stiamo costruendo bene o se stiamo costruendo male. Signore, che Tu possa benedire la Tua Chiesa con una parola profetica che viene dal Tuo trono di grazia nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, il Sermone sul Monte è il sermone più grande, più lungo, più potente, più spirituale che sia mai stato predicato. Dopo Gesù i sermoni sono sempre stati di livello inferiore, ok? E quindi non aspettatevi che io predichi come Gesù stamattina. Predicherò un sermone semplice, ma un sermone che se noi ascolteremo sicuramente ci porterà una crescita nella nostra vita. Il Vangelo di Matteo, come avete già studiato questa settimana con i vostri gruppi di studio, è stato scritto per gli ebrei, ok? È stato scritto da un ebreo per gli ebrei. È stato scritto da Matteo, che era un pubblicano. Lui era un personaggio molto matematico nelle sue cose, no? Ha organizzato il Vangelo di Matteo in modo veramente incredibile, perché la struttura mentale degli ebrei prevedeva questo. Quando Matteo ha scritto questo Vangelo, lui ha scritto questo libro con una struttura che doveva richiamare alla mente la struttura della legge di Mosè. Gesù ha predicato 5 sermoni in questo Vangelo che dovevano richiamare nella mente degli ebrei i 5 libri scritti da Mosè nel Vecchio Testamento: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Perché? Perché Gesù ha voluto comunicare agli ebrei che era in corso una rivoluzione psicologica, una rivoluzione dei sentimenti, una rivoluzione dell'anima, ma soprattutto una rivoluzione nel mondo spirituale. Dovevano concepire questo messaggio di Gesù non come una nuova legge, ma come un nuovo patto. È quello che noi chiamiamo la differenza che c'è tra una regola e una relazione. Cominciano tutte e due per R, ma c'è una differenza enorme. Quando noi educhiamo i nostri bambini da piccoli, cosa gli diamo? Delle regole. Fai questo, non fare quest'altro, stai attento qui, non andare là. Generalmente noi
quando siamo genitori, no, che i bambini sono piccoli, dobbiamo fare questo perché facciamo come un recinto di protezione attorno ai nostri figli per fargli sapere cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa gli fa male e cosa no. E quindi dobbiamo dare delle regole, e così è stato il Vecchio Testamento. Quando Dio ha pensato alla legge, ha pensato delle regole, quando l'uomo era nella sua infanzia spirituale, per non farsi del male. La legge di Mosè era formata da 613 comandamenti e nessun ebreo è mai riuscito a compiere tutti questi 613 comandamenti. Ma adesso Dio aveva fatto un cambio di direzione completamente a 180 gradi, ok? E stava dicendo: guardate che il tempo della legge, il tempo delle regole, il tempo delle limitazioni è finito, noi entriamo in una nuova fase, entriamo nella fase di una relazione. Ed è bello vedere intanto che i figli crescono quando vogliono, quando vogliono crescono. Quando tu cominci, non c'è più bisogno di dare delle regole, tu cominci ad avere una relazione, un dialogo, un atteggiamento diverso, cominci a comunicare quello che tu sei e non quello che tu vuoi da loro, ok? E loro è bello vedere che rispondono. Noi abbiamo fatto un'esperienza bellissima nella nostra famiglia, anche traumatica, ok? 3 anni fa noi abbiamo deciso di adottare un ragazzo, no? È tanto interessante come il Signore ha cominciato a lavorare con noi. Noi eravamo a una festa della chiesa, a un certo punto abbiamo visto un ragazzo che sapevamo, di 14 anni, che sapevamo sarebbe dovuto andare in una comunità perché aveva perso papà, la mamma era inferma, e quindi noi abbiamo pensato proprio di fare qualcosa per questo ragazzo. All'inizio nella nostra mente, mia e di mia moglie, non c'era questa attitudine, no, di pensare di adottare questo ragazzo nella nostra famiglia, ma è stato interessante come Dio ha fatto, no? Questo ragazzo si è ammalato, per 2 o 3 giorni aveva la febbre, e abbiamo detto: guarda, sappiamo che tu vai a casa tua, ti curi da solo, perché non ti fermi qualche giorno a casa nostra, noi ti curiamo, no, ti tiriamo un pochino su, poi ritorni a casa tua senza problemi. Ma in quel momento Dio ha toccato il nostro cuore e dopo pochi giorni noi abbiamo deciso di portare questo ragazzo in casa nostra. E la cosa interessante è che quando tu già adotti un ragazzo adulto, già formato, 14 anni, ok? Tu, un adolescente, poi chissà chi ha adolescenti in casa sa di cosa sto parlando, ok? Tu pensi che in qualche modo la sua personalità sia già formata? No, lui ha avuto bisogno di molte regole, ok? Questo si fa, l'altro si fa. Oggi esco, no, piano, oggi esco. Qua c'è qualcosa che non funziona, ok? Oggi tu non esci, no, ma io sono abituato a uscire, no? Limite, ok? Oggi c'è da fare questo, domani c'è da fare quest'altro, regole, no? Per cominciare a amministrare quello che è giusto, quello che è sbagliato. Oggi come oggi, noi qua, la domenica scorsa siamo venuti via, interessante, che Dio ha parlato al mio cuore, no? Preparando questo sermone. Ero preoccupato perché domenica ero qua da solo, mia moglie era a casa, ho detto: chissà se i miei figli aiuteranno mia moglie. Particolarmente questo figlio adottivo che noi abbiamo. Mia moglie ha detto: guarda, è stato incredibile perché si è alzato, ha cominciato a lavorare in cucina, a pulire di qua, a pulire di là. Ho detto: mamma mia, è successo un miracolo. Un adolescente che fa questo è un miracolo. Ma ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Perché? Perché lui ha capito in questo percorso che noi abbiamo fatto con lui, in questi 3 anni che noi abbiamo fatto con lui, qual è la differenza tra regole e relazione. Perché vi ho fatto questa introduzione, fratelli? Perché a volte io ho il sospetto, e più che un sospetto è una certezza, che tanti di noi concepiscono il cristianesimo come fare o non fare. Noi non ci stiamo rendendo conto che abbiamo molto di più che fare o non fare. Abbiamo una relazione personale col Signore, una relazione profonda col nostro Dio. Noi possiamo andare apertamente, liberamente, senza nessun problema, guardare Dio faccia a faccia e dichiarare che Dio è nostro Padre. Sapete qual è la differenza tra una relazione e delle regole da vivere? È la differenza che c'è tra una casa fondata sulla sabbia e una casa fondata sulla roccia. Una volta un credente mi ha detto: tu vedrai la differenza di un vero credente o di un religioso quando tu metti quella persona lì in 2 condizioni. O lo metti in mezzo a una prova difficile, oppure lo metti su un campo da calcio. In quel momento lì tu vedrai se quella persona è credente o meno, se è un religioso o meno, se segue delle regole o ha una vera relazione con Cristo. Gente, io ho visto di quei credenti che quando tu li metti su un campo da calcio ho detto: ma i non credenti sono meglio.
E quindi, fratelli, quando è che esce la nostra relazione personale col Signore? Veramente nel momento della difficoltà. La casa sulla roccia o la casa sulla sabbia, le prove che il Signore mette nella nostra vita e permette nella nostra vita. E io, fratelli, una testimonianza di questa famiglia con questo bambino di 9 anni che sta affrontando una malattia terrificante. La famiglia, io la settimana scorsa questa mamma mi ha fatto un discorso che mi ha toccato profondamente. Tutti mi dicono: pastore, guarda, sicuramente la vita di Tommaso sarà una benedizione, sicuramente la vita di Tommaso guarirà perché noi abbiamo un Dio potente. La mamma ha cominciato a dire: io non so se lo guarirà o no, ma tutto quello che deciderà Dio sarà per il bene della nostra famiglia. Gente, che maturità! Questo significa avere una relazione con Dio, ma a volte noi non capiamo la differenza. A volte noi pensiamo che Dio scenda a questi compromessi, no? Dio farà perché io sono suo figlio. Dio non è obbligato a fare niente. Dio ci ha detto nella sua parola: nel mondo avete tribolazione, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo e voi avete una relazione personale con me. Allora oggi studieremo questo testo biblico che ci parla della differenza tra avere una relazione e avere una regolazione. Una regola oppure una relazione personale col Signore. Dio stava facendo un cambio di direzione incredibile, quindi stava passando da una serie di regole e stava dicendo all'uomo: guarda che adesso voglio venire per fare una relazione personale con te, quindi cresci, perché adesso è il momento di cambiare la tua vita, di guardarmi negli occhi e di camminare, cominciare a camminare veramente insieme a me. Allora, non so se alcuni di voi hanno un'idea del perché sono credenti, no? Io ho permesso al Signore questa settimana di investigarmi, no? Di fare l'attacco spirituale, ok? A volte noi abbiamo bisogno di andare sotto quel lettino lì e passare alla radiografia, no? Sotto lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo per definizione è santo, ok? E noi abbiamo bisogno di conformarci all'opera dello Spirito Santo. Ci sono i credenti che dicono: Signore, io sono credente perché leggo tutti i giorni la tua parola. E il Signore ne ha una per me e una anche per te. Gesù, guardando i farisei, un giorno ha detto: voi investigate le scritture per vedere se avete la vita eterna, ma voi non volete venire a me per averla. Quindi, fratello, il fatto che io e te leggiamo la parola di Dio tutti i giorni, i farisei lo facevano molto meglio, i farisei investigavano le scritture, i farisei quel verbo lì che Gesù usa per dire che loro studiavano la scrittura, investigare, è un verbo che nell'originale greco è interessante, che dice come scavare nella scrittura per togliere le pietre preziose. L'intesa è questa. Quindi persone che veramente andavano nella parola di Dio, cercavano di scavare nella parola di Dio, trovare il meglio nella parola di Dio. Il Signore gli ha detto: guarda che non hai niente a che fare con me. Non hai niente a che fare con me, sei soltanto un religioso. Sei una persona che sta lavorando in superficie attraverso delle regole. Signore, io sono un credente perché prego. Interessante. Anch'io prego digiuno. Però il Signore nel libro di Isaia, guardando il suo popolo, dice: voi digiunate e voi pregate per litigare. Quindi posso rispondere io delle preghiere dei digiuni così? Fratelli, allora, non so se vi rendete conto, nella parola di Dio, no, c'è un'esortazione ai mariti. Non so se ti ricordi, perché noi mariti generalmente rovesciamo questo versetto, no? Mariti, amate le vostre mogli, mogli, sottomettetevi ai vostri mariti. Noi traduciamo così: mariti, sottomettete le vostre mogli, mogli, fatevi amare dai vostri mariti. Noi generalmente facciamo il contrario, no? Moglie, stai sottomessa ai fornelli. Ma la parola di Dio ci dice, nella lettera di Pietro, non mi ricordo se è la prima o la seconda: mariti, amate le vostre mogli, trattatele con dolcezza affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quindi, tu che sei un marito, ok? Hai la tua moglie, tu gli dici di fare una cosa: moglie, per favore non fare. Lei non fa perché si dimentica, perché ha tante cose da fare.
se tu ti inasprisci con tua moglie, ricordati bene che la tua preghiera non passa il tetto, ok? Quindi io prego, Signore, sì, ma guarda che tu hai davanti a te una persona che tu devi amare e tu preghi, tu pensi che io ascolti la tua preghiera, questo vuol dire essere credenti. Il Signore dice, stai attento che se tu fai litigio nella tua famiglia, litigio nella tua chiesa, tu puoi piegare le ginocchia quanto vuoi, ma io non ti ascolto, non ti posso ascoltare. Il libro di Proverbi dice, se uno si volge da un'altra parte per non udire la legge, la sua preghiera stessa è un abominio. Signore, io sono credente perché prego. Signore, io ho fondato la mia casa sulla roccia, faccio quello che tu mi dici tutti i giorni, leggo la tua parola, prego. Il Signore dice, guarda, io e te abbiamo veramente poco a che fare l'uno con l'altro. Signore, sono un credente perché do la decima, fondo la mia casa sulla roccia perché sono fedele con la decima. Matteo capitolo 23, versetto 23 dice, i farisei calcolano la decima della menta, del comino, dell'aneto, tutto, ma trascurano le cose importanti della legge, la misericordia, l'amore. Quindi anche il fatto che tu possa dare la decima non vuol dire che tu sei credente. A volte noi fratelli ci comportiamo, qua c'è un profumo, gente che ha una difficoltà, una difficoltà a predicare pazzesca. Siamo partiti da Mantova appena con un po' di colazione, ho bevuto solo il caffè, gente. Non so come faccio ad arrivare alla fine, va bene. Ok, quindi non sono questi parametri che determinano che la tua casa un giorno reggerà quando arriverà il momento della difficoltà e della prova, non sono questi parametri. Ma allora dimmi, cosa devo fare perché la mia casa sia fondata sulla roccia? Allora ti voglio fare una domanda. Qual è la differenza tra etica e estetica? Qual è la differenza tra etica e estetica? L'estetica è ordinarsi, no? Esteriormente. Quando mia moglie parte, io ho 2 donne in casa, ok? E prima di uscire, gente, l'estetica conta parecchio. Poi mia figlia è ancora peggio, io non so. Questa qua ha fatto impazzire mia moglie una volta dentro in un negozio di abbigliamento. Ho detto, ce n'avevo una che già, ma l'altra è ancora peggio. E quindi l'estetica, no? Il maglioncino, abbinato con i pantaloni, abbinato con la borsetta, abbinato col giubbino, ho detto, e il portafoglio deve essere abbinato anche quello. E quindi l'estetica, no? Tu vai fuori e devi far vedere che sei completamente a posto, tutto quello che tu sei e appari deve essere ok. E gente, tante volte noi arriviamo nella chiesa con molta estetica, ma poca etica. Noi appariamo, ma in realtà non siamo. Noi fuori siamo belli, ma dentro tante volte siamo come i farisei. Fratelli, confessiamocelo a noi stessi. Siamo pieni di cose che dobbiamo cambiare nella nostra vita. E io devo scendere proprio in quel posto buio della mia anima, estetico, e cominciare a mettere il primo mattone di un cambiamento radicale per la mia vita. È proprio lì che io devo, qualcuno l'ha chiamato il santuario dell'anima, quello che nessuno vede, la camerina buia che c'è qua dentro, perché io penso che la nostra anima sia fatta a stanze, no? Alcune sono molto chiare, molto evidenti, molto limpide, no? Si relazionano bene con le persone vicino a noi, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, ma c'è la camera delle torture, io la chiamo, no? Quella che noi teniamo chiuso, dove lì voglio fare quello che voglio io, no? E proprio lì il Signore vuole entrare, ok? E forse ho già usato questa espressione, ma è interessante. Quando Gesù entra nella nostra vita, è come un ospite che arriva, no? Ma la cosa interessante è che lui non è un ospite. Quando noi accogliamo gli ospiti in casa nostra, un po' in tutto il mondo c'è questo detto. Tu apri la porta, ok? E gli dici, fa come se fosse casa tua. Giusto? C'è un po' dappertutto questo proverbio, sì? Allora, entra il Signore nella nostra vita e diciamo, Signore, tu sarai il mio Signore, entra e fa come se fosse a casa tua. Allora
Allora il Signore comincia a cambiare la disposizione dei mobili, a aprire i cassetti, a aprire le porte chiuse, e tu dici: cosa stai facendo? Sto facendo quello che mi hai detto tu, no? Ti sto dando libero, mi hai dato libero arbitrio di fare quello che voglio nella tua vita, io faccio. Ma c'è quella camerina alla buia che noi teniamo chiusa. Signore, perché devo soffrire di più? Perché devo rinunciare alla mia estetica? Signore, perché io devo lasciarti piena e totale libertà di agire nella mia vita? Signore, perché devo perdere la mia religiosità che è sotto il mio controllo, vivo in base a regole, mi sento sicuro, voglio questa religiosità? Il Signore ti dice: se tu non apri in mano della tua religiosità, caro mio, non hai un rapporto personale con me. Vi ricordate Pietro nell'ultima cena? È arrivato il Signore per lavargli i piedi: Signore, tu non farai mai questo. Sapete, sembra spirituale, no? Tu che sei maestro. Sapete cosa significava quello che stava dicendo Pietro? Signore, io non ho i piedi sporchi, Per carità, io non ho i piedi sporchi, fratelli, noi abbiamo bisogno di farci lavare i piedi. Andare in quella camerina buia, prendere il primo mattone di una vita spirituale vera, metterlo lì e dire: Signore, è da qua che voglio cominciare a costruire la mia casa sulla roccia, perché c'è un rischio, fratello. Perché se noi non facciamo così, c'è un rischio grosso che prima o poi la casa che tu hai fondato sulla religione e non sulla vera fede, prima o poi crolla per una malattia e tu perderai la faccia, crolla davanti alla Chiesa, oppure crollerà davanti a Dio quando noi moriremo. Ci saranno delle persone nel sermone sul monte, ti ricordi? Nel capitolo 7 ci saranno delle persone che arriveranno davanti a Dio: Signore, io ho guarito, io ho predicato, io ho cacciato demoni, io ho fatto questo, io ho fatto l'altro. E il Signore gli dice: io e te non abbiamo niente a che fare l'uno con l'altro, io non ti conosco. Sapete chi sono queste persone? I religiosi. Fratelli, io sospetto che tanti di noi vivono metà cristianesimo e non un vero rapporto personale col Signore Gesù. Io voglio darti questa mattina, questa lunga introduzione, voglio darti questa mattina 3 motivi che saranno irresistibili per te perché tu possa cominciare una vita cristiana libera, un vero rapporto personale col Signore, e questo sarà un motivo di grande gioia per te, principalmente per il Signore, perché Lui potrà dire finalmente: io ho dei veri figli qui a Treviso, in questa sala. Non sto dicendo che tu non sei figlio di Dio, ma tante volte non si vive liberamente il nostro rapporto personale col Signore perché ci sono dei residui di religione nella nostra vita. E io voglio stamattina darti 3 motivi specifici perché tu possa questa mattina, finito questo culto, dire: Signore, io voglio una vita veramente di relazione personale con te, non voglio più una vita di religione di apparenza. Allora, il primo motivo è questo. Primo motivo. Dobbiamo essere delle persone con una relazione personale con Dio. Motivo numero 1, perché Dio si è umiliato azzerando la distanza tra noi e Lui, e l'infinito è diventato finito per comprenderci e amarci pienamente. Guarda cosa dice il capitolo 5 al versetto 1 e 2. Possiamo leggere anche solo 1. 5:1 dice: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui. Tante volte noi siamo passati su questo versetto, no? Gesù si è seduto in mezzo alla folla, è una cosa che faceva di solito sopra un monte. Allora vi ricordate quando Dio ha dato la prima rivelazione della legge? È stato anche quello su un monte, no? Tu vai nel Vecchio Testamento, quando Dio si è presentato a Mosè, Dio è sceso sopra il monte, dice la parola del Signore che sono arrivati lampi, tuoni, una nuvola nera, c'è stato un terremoto terribile, fuoco dappertutto, e Dio ha cominciato a dare i 10 comandamenti e c'era il popolo che diceva: Mosè, vai tu là perché noi stiamo impazzendo, la potenza di quello che sentiamo è talmente forte che se qualcuno di noi si avvicina al monte muore. Ok? Questo cosa voleva dire? Che nel Vecchio Testamento la distanza qualitativa tra Dio e l'uomo era una cosa incolmabile, terribile, troppo lontana per essere raggiunta e troppo terribile per essere
avvicinata, ok? Chi si avvicinava al monte, dice la parola di Dio nel Vecchio Testamento, chi si avvicinerà al monte, toccherà il monte, morirà, che sia uomo o bestia morirà, perché la santità di Dio era troppo grande. Ma qua troviamo un altro tipo di Dio, un tipo di Dio che si è umiliato, ha lasciato l'eternità, è sceso sulla terra, è sceso su questo monte, che è un monte come quello del Vecchio Testamento, e guarda cosa fa. Si siede in mezzo ai suoi discepoli. Tu vuoi un Dio così? O il Dio del Vecchio Testamento? Il nostro Dio è un Dio che si siede in mezzo a noi. Sapete che questa postura di sedersi era propria dei rabbini, no? I rabbini che educavano i bambini. Cosa interessante è che quando un bambino ebreo doveva imparare la legge di Dio, questi rabbini, sapete cosa facevano? Invitavano per la prima volta, quando frequentavano il primo giorno di scuola di Torah ebraica, no? Invitavano i bambini a casa propria, preparavano dei dolci a forma di lettere dell'alfabeto ebraico, ok? I bambini cominciavano a mangiare questi dolci, ok? E questi bambini cominciavano a associare il dolce con la parola di Dio. Poi facevano una cosa interessante, no? La prima volta che questi bambini ebrei, un bambino ebreo a 4 anni aveva già imparato tutto il libro di Levitico a memoria. Questo tanto per dirvi com'era l'effetto dell'insegnamento dei bambini ebrei, ok? Sapete cosa facevano? Preparavano una tavoletta d'argilla, la cospargevano di miele, ok? E poi davano un pennino a questi bambini che cominciavano a incidere su questa tavoletta di argilla le prime parole della legge di Mosè. Poi cosa interessante è che loro avevano la tavoletta in una mano e il pennino dall'altra. Per togliere il miele che si era accumulato sulla punta dell'argilla, della cosa, dovevano fare così. E sentivano il dolce ma anche l'amaro dell'argilla che stavano togliendo dalla tavoletta. Quindi stavano comunicando: la parola di Dio è dolce, ma sarà anche amara perché tu dovrai praticarla. Ma la cosa incredibile, fratelli, è che il maestro si metteva allo stesso piano del suo allievo, imparando insieme a loro quanto era dolce la parola di Dio. Gesù, tutte le volte che viene da noi, non viene lì come dire fai questo, fai questo. Sai cosa fa Gesù? Si siede insieme a noi, parla insieme a noi allo stesso livello, si coinvolge, si identifica con la nostra storia e ci comunica quanto è dolce praticare e ascoltare la parola del Signore. Io non so che immagine tu hai di Dio. Forse un Dio assonnato, che è annoiato delle tue preghiere, forse un Dio duro che aspetta altro che tu sbagli per darti una bastonata con la spada in mano, col bastone in mano, o forse un Dio inflessibile. La immagine che io ho di Dio è una roba completamente diversa. L'immagine di Dio che ho è seduto in mezzo a noi, identificato e completamente coinvolto con le problematiche della nostra vita di tutti i giorni. Questo ti dà un motivo per cambiare la tua vita e non essere più un religioso. A me questa settimana l'ha dato, mi ha detto: Pastore Sandro, devi cambiare questo, questo e questo. Come posso io dire di no a questo Dio qui? Dio ha lasciato la sua eternità, tutta la sua gloria, si è umiliato, si è seduto in mezzo a noi e si coinvolge giorno dopo giorno con le problematiche della nostra vita. Che Dio meraviglioso che noi abbiamo. Che cosa fantastica, gente. Ma dove trovi un altro Dio così? Come ha detto Benini, no? Ma dove trovi un altro Dio così? È una rivoluzione, certo che è una rivoluzione. Tutti gli dei di questo mondo ti dicono: pratica questo e arriverai là. Il nostro Dio ci dice: non fare niente, io vengo in mezzo a te e ti comunico quello che tu devi fare, ma lo facciamo insieme. Perché la cosa incredibile è che il Dio del Vecchio Testamento, che si chiamava El, si è trasformato nel Dio del Nuovo Testamento, che si chiama Emanuel, che vuol dire Dio con noi. Gesù è stato chiamato così. Non è più il Dio altissimo della montagna. La montagna è scesa e Lui è in mezzo a noi ogni giorno. Punto numero 1. Punto numero 2. Questo Dio si è permesso in un attimo, in un secondo, prima ancora che qualcuno avesse fatto una minima cosa,
di spazzare via tutto il passato di queste persone che erano davanti a lui ad ascoltare il suo messaggio. Nella parola di Dio c'è scritto che molte erano le persone che ascoltavano il messaggio di Gesù, no? C'erano i curiosi, ok? Questo è normale, in tutte le chiese ci sono i curiosi, vado ad ascoltare, è bello il culto, mi piace, sono curioso di sapere che cosa stanno dicendo lì. Ho una brutta notizia, tu che sei un curioso qua da tanto tempo. Gesù ha detto una volta, chi non è con me è contro di me. Chi non raccoglie con me disperde. Quindi con Gesù non ci sono cugini o parenti lontani, o sei figlio o non sei figlio. Chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Non ci sono mezzi, non c'è paradiso, inferno, purgatorio e limbo, no? C'è o il paradiso o l'inferno, non c'è altra strada. Gesù ha detto chi non è con me è contro di me. Non ci sono vie di mezzo. Quindi tu che sei qua stamattina come un curioso, questo non ti dà la certezza della vita eterna. Se tu non fai una decisione personale per il Signore, curiosità non ha mai salvato nessuno, Cristo salva. C'erano poi i farisei, no, che andavano per criticarlo, questo lo sappiamo. C'erano le persone che andavano per approfittare, il cristiano che cercava la cristiana, no? È interessante che tu vedi, specialmente i ragazzi, insomma non voglio mettere in dubbio che tutti gli adolescenti, tutti i preadolescenti siano così, però la predisposizione è proprio quella, tu entri, cominci a guardare, ci sarà quella ragazza, no? Vediamo dove è seduta, per approfittare, no? Per trovare qualcosa. Grazie a Dio lo cercano nella Chiesa, questo c'è da dirlo, però non assicura niente, vi posso assicurare che trovare un fidanzato o una fidanzata nella Chiesa non assicura la felicità, mettetevi bene in testa questo. Tra parentesi. Ma c'erano le persone che ascoltavano Gesù con un cuore aperto, e sapete chi erano le persone quelle con più cuore aperto di tutte? Le persone che avevano peccato di più di tutti. Prostitute, peccatori, pubblicani, mangioni, beoni, che facevano bagordi a destra e a sinistra, indemoniati, tutti erano lì ad ascoltare e aspettare cosa Gesù diceva, perché loro avevano un profondo bisogno di ascoltare la parola della verità che li liberasse. Gesù ha guardato quella folla lì, prima ancora che facessero un centimetro di vita cristiana, guardate cosa lui ha detto, sempre nel capitolo 5, al versetto 13, dice così la parola di Dio. Voi siete il sale della terra. Gesù ha guardato queste persone e ha detto, voi siete le persone che danno sapore all'umanità. E non solo, più avanti dice, voi, 14, siete la luce del mondo. Voi potete immaginare cosa è successo nel cuore e nella mente di queste persone? Persone che si sono state disprezzate per tutta la loro vita, prostitute, pubblicani, indemoniati, persone reiette dalla società. Gesù le guarda e gli dice, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, voi siete importanti per me. In un attimo Gesù ha spazzato via tutto il loro passato. In un secondo. Con il suo amore lui ha spazzato via tutto il loro passato. Non è una seconda motivazione buona per tu che sei qua stamattina? A Dio non interessa quello che tu hai fatto, neanche un millesimo di millimetro. A Dio interessa quello che tu sei. Se tu sei qua stamattina e mi stai dicendo, pastore, io sto dormendo male, la mia coscienza mi disturba, ho i fantasmi del passato che mi inseguono, ne ho combinate di cotte e di crudi, la mia coscienza pesa, la mia mente sempre torna lì a quell'errore, a quegli errori, non ce la faccio più. Allora sai cosa ti dice Gesù stamattina? Tu sei luce di questo mondo, tu sei sale della terra. Per me il tuo passato è stato cancellato completamente dal mio sangue sulla croce, io sono morto per te. Gente, non è un secondo buon motivo per perdere tutta la nostra religiosità e dare al Signore completamente il nostro cuore, perdere la nostra estetica e essere finalmente dei cristiani veri, etici, come Gesù vuole.
Gesù è venuto qua stamattina per dirti: il tuo passato non mi interessa quello che tu sei oggi grazie alla mia opera. Che verità, gente, è la parola di Dio, è scritto qui, ci siamo passati su tante volte, ma il Signore stamattina ci sta parlando, non perché ci sono io, ma perché la sua parola ha deciso che era il momento di parlare così. E ultimo motivo: la terza rivoluzione. Per costruire la nostra casa sulla sabbia, per avere questa motivazione forte, noi dobbiamo sapere che Gesù per la prima volta ha esteso a tutti gli uomini il diritto di avere un padre come Dio stesso. In questi 3 capitoli, per la prima volta nella storia dell'essere umano, Gesù parlava di un padre spirituale, un padre celeste per tutti gli esseri umani. 14 volte viene usata la parola padre, il Padre vostro che è nei cieli, il Padre nostro che è nei cieli, ok? Allora, io non so che cosa tu senti quando parlo della parola padre. Ognuno di noi ha un'immagine, no? Non so se ti ricordi tuo padre, com'era, no? Se era duro, se era difficile, se era una persona molto amorevole. Io quando penso alla parola padre, ok? Nella parola di Dio penso, ti ricordi, al padre del figlio il prodigo. Quella scena bellissima in cui il padre era capace di rapportarsi sia col figlio più grande, che era un religioso, ok? Che viveva il suo rapporto personale col padre con delle regole. Padre, tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Lui intendeva il rapporto con Dio come? Col padre come? Come un rapporto di lavoro. Io faccio, tu mi dai, ok? Religiosità. Il figlio minore invece, che ha sperperato tutto, ha detto: padre, tu per me sei morto, dammi la mia parte di eredità, vado. Lui si è divertito, ne ha combinate di cotte e di crude, è andato con delle prostitute, ha bevuto, ne ha combinate di cotte e di crude, poi è rimasto nella carestia, no? È andato a mangiare in mezzo ai maiali. E a un certo punto gli è venuto in mente una cosa: io là c'ho un padre. Allora, voi pensate che dopo mesi questo figlio qua, quando è tornato, era lo stesso? Provate a immaginare l'aspetto di questo figlio, no? Era stato in mezzo ai maiali, giusto? Quindi sicuramente puzzava da morire. Le sue vesti non erano più bianche come era partito, ok? Era sporco di fango di maiali, ok? Oltretutto probabilmente era magro. Perché? Perché dice la parola di Dio che aveva una fame tale che desiderava il cibo dei maiali, è vero o no? E dice così, che dice la parola di Dio. E lui dice: però aveva in mente questa parola, padre. E lui torna, e qui c'è la scena più bella della Bibbia intera, no? Suo padre cosa faceva? Lo stava aspettando da lontano, gli è corso incontro, l'ha abbracciato così com'era. Sporco, magro, non era più lo stesso figlio, ma l'importante per lui era che suo figlio era tornato alla vita, era tornato indietro. Tu hai un padre, caro mio, un padre che non aspetta altro che tu lasci la tua religiosità, che sporca i vestiti e che tu corra nelle braccia di tuo padre. Questo Dio qua che abbiamo noi è un Dio fuori del normale. Gli altri dei non si comportano così. Gli altri dei cosa ti dicono? Pulisciti per bene, poi entra nel mio tempio, no? Tu entri in una moschea, con tutto il rispetto per i musulmani, per carità, ti devi togliere le scarpe, togliere il cappello, devi essere proprio aver fatto tutti i lavaggi rituali. Dio ti dice: ehi, entra, per me è importante che tu ci sei. Dio è tuo padre, è il tuo papà. Gesù lo chiama Abba, che vuol dire paparino. Hai questo rapporto qua con il Signore? Io dico che mia moglie ha una caratteristica, no? Imparerete bene a conoscere un po' col tempo. E quando lei prega, fa le preghiere audaci, no? Come ha detto la sorella Lucia. Dov'è la Lucia? Eccola là. Preghiere audaci. Lei fa le preghiere audaci perché lei ha concepito esattamente cosa vuol dire la parola papà, Abba, no? Va, Signore,
se è nella tua volontà o meno, ma io mi sento libera di pregare che Tommaso domani entri e non trovano neanche più il tumore. Ho detto, mamma mia, io non sono capace di pregare così. Perché? Concezione di avere un padre. Quando tu vai da un padre hai una libertà di parlare totale, dopo lui è libero di rispondere sì o no, non importa, ma noi abbiamo la libertà di andare nelle braccia di un padre. Padre, ho bisogno, sono qua figlio. Io mi ricordo un giorno ero in cucina, no? Stavo facendo le mie cose, tutti e due bambini piccolini, e mio figlio, cosa interessante, erano in cortile fuori lì, e a Natale mi ricordo una richiesta che mi ha fatto mio figlio, quello Elia, no? quello che adesso ha 17 anni. Papà, voglio un flauto. Un flauto, ma mai sentito parlare che tu sei appassionato di musica? Sì, ma voglio un flauto. Ma per fare cosa, Elia? Voglio picchiare mia sorella con il flauto. Calma. Ho detto, forse non è il caso. Ma Elia, ma non posso regalarti un flauto per picchiare in testa tua sorella. Ma allora con cosa la picchio? Quindi, ok, è normale, no? I litigi fra fratelli e sorelle. E quel giorno lì, quella volta lì, sono usciti tutti e due. Io sapevo che cane e gatto, no? Non stanno bene insieme, però silenzio di tomba. Ma tranquillo. A un certo punto, mentre facevo le mie cose, ho detto, oddio, cosa è successo? Si tiravano un giocattolo l'uno dalla parte e l'uno dall'altra. Mia figlia, che era la più piccola, l'unica arma che aveva era la voce, no? Ma cosa ha fatto il padre? Appena sentito quel grido, no? Si è fiondato per vedere se era successo qualcosa di male ai suoi bambini, no? Perché un padre, una madre fanno questo. Noi siamo una bassa immagine di quello che è il nostro Padre Celeste. Quando la parola di Dio ci dice, quando uno grida a me, io lo ascolto. Questo è il nostro Padre. Quando io grido al Signore, il mio Papà Celeste mi ascolta. Non c'è verso, questo è il mio Padre Celeste. 14 volte è usato per la prima volta nella storia dell'umanità la parola Dio è vostro Padre. Perché Dio ha voluto 2 volte 7, che sono 2 numeri perfetti, 2 per 7, ok? Quindi, perfetto, perfetto, noi abbiamo un Padre perfetto, 2 volte. Quindi, prima cosa, perché devo mollare la mia religiosità? Perché devo fondare la mia casa sulla roccia? Perché devo fare tanta fatica? Primo punto, perché Dio è sceso qua sulla terra e si è identificato completamente con noi. Punto numero 2, perché Dio in un attimo solo ha spazzato via tutto il nostro passato e ci ha fatto luce e sale della terra. Terzo punto, perché Dio è nostro Padre. Sono 3 buoni motivi per cui noi possiamo veramente fare un cambio radicale nella nostra vita. Io credo di sì. Io voglio pregare per alcuni fratelli qua stamattina, perché sono sicuro che come Dio ha parlato con me, perché la cosa importante è questa, che voi capiate quando noi siamo qua dietro al pulpito, no? Noi non veniamo qua a insegnare, noi veniamo qua a condividere quello che Dio ha parlato prima con noi. Io ho permesso al Signore questa settimana di farmi l'attacco spirituale. Ho detto, Signore, tutto quello che non va in me, quello che c'è di religioso cambia, ma dammi dei buoni motivi per farlo. E Lui me li ha dati. Io sono sicuro che anche tu sei stato toccato dalla parola di Dio stamattina e voglio pregare insieme a te, ok? Ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e di permettere al Signore, ricordi quell'immagine che ti ho dato, no? Una casa piena di stanze, tante libere, ma in particolar modo una o più di una molte volte sono chiuse a lucchetto. No, là Signore, no, non voglio che tu entri. Usando un'espressione di Gesù, una volta Gesù ha detto, a cosa serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde la sua anima? Gesù ha detto, se tu vorrai perdere la tua vita, tu la guadagnerai. Fratelli, abbiamo il coraggio di perdere tutta la nostra religiosità, tutta la nostra apparenza, tutta la nostra estetica per essere dei veri cristiani.
io sono sicuro che quando noi caliamo le nostre maschere, e abbiamo bisogno di farlo, Dio ci benedirà in un modo incredibile, perché a Dio piace la verità che risiede nel cuore di ciascuno di noi. È così che dice la sua parola. Voglio pregare per te. Signore Dio nostro, in questo momento io innalzo il tuo nome, Signore, perché in un attimo, Signore, tu hai cambiato la nostra storia. Tu ci hai dato una speranza, Signore. Tu ci hai fatto sentire che sei un Dio che si coinvolge con le nostre vite, in tutti i momenti della nostra vita, belli, brutti. Tu vuoi essere in mezzo a noi perché a te piace, Signore, stare in mezzo alla tua Chiesa, alle tue famiglie, fra la vita dei credenti, Signore. Dio abita nelle lodi del suo popolo. In questo momento, Signore, come tu hai parlato con me questa settimana, io ti chiedo che tu possa aprire le porte del cuore di molti miei fratelli che sono qua stamattina. E io ti chiedo, fratello o sorella, tu che hai sentito che Gesù ti stava parlando questa mattina, io voglio pregare per te. Se tu hai sentito che Dio ti stava chiamando a un rinnovamento di vita, io ti chiedo che tu possa alzare la tua mano in questo momento e riabbassarla subito dopo. Lo vedrò solo io. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, amen. Dio ti benedica. Gloria a Dio per questo. Dio ti benedica nel nome di Gesù. Dio ti benedica, amen. Alziamoci tutti in piedi e facciamo una preghiera finale insieme. Mentre io prego, tu puoi venire qua davanti. Io voglio pregare insieme ai miei fratelli, ok? Perché il Signore possa benedirci con questa tua e mia decisione di essere delle persone veramente cristiane come il Signore ci chiede. Amen? Preghiamo. Amen. Signore Dio nostro, siamo partiti, Padre, da Mantova con la speranza, Signore, di partecipare alla tua opera qui. Signore, ti ringrazio perché stamattina mi hai fatto parte, Signore, di un privilegio enorme di essere qua in mezzo ai miei fratelli, Signore, che hanno deciso, Signore, di rinnovare un'alleanza, un patto con te, Signore. Noi tutti, Signore, io per primo ho bisogno, Signore, di lasciare tutto quello, Padre, che non fa parte della cristianità, di essere credenti, Signore, di essere tuoi figli, e di fondare la mia casa sulla roccia, Signore, perché quando arriverà la tempesta io voglio restare in piedi, Signore. Tante volte mi hai tenuto in piedi, Padre, riconosco, per misericordia, ma sono qua per imparare, Signore, insieme a te. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù di benedire le vite dei miei fratelli, delle mie sorelle che hanno deciso di far crollare, Signore, le loro maschere e dire: Signore, io sono una persona che ha bisogno e sono carente della tua grazia e della tua misericordia. Io dichiaro nel nome di Gesù, Signore, che queste persone da oggi in poi avranno un sonno tranquillo, Signore. Tranquillo, i fantasmi del passato non saranno più presenti, Signore, perché hanno deciso di essere delle persone vere. In pace mi coricherò e in pace dormirò, Signore, perché tu solo mi fai abitare in sicurezza. Grazie, Signore, per il tuo amore. Grazie per quello che ci hai dato questa mattina, un pranzo, Signore, spirituale che viene dal tuo trono di grazia. Nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Che il Signore vi benedica. Dai una